Ma ci sono diverse criticità e gli aspetti che bisogna tenere presente. Alcuni li abbiamo in questi giorni per alcune rotture sulle sede stradali, e alcuni sono delle ostruzioni che non ci siamo accorti nelle combinature di lungo tratto che provvederemo a ripristinare. Molte però dipendono dai mancati collegamenti che ci impediscono dei lavori che ci impediscono di fare il patto di stabilità, di cui abbiamo già progetti e soldi, però questa è la situazione. E soprattutto perché vanno in criticità molte zone qui vicino al centro, perché Veritas spegne gli impianti di sollevamento perché l'acqua penetra nelle fognature e quindi non asporta quello che dovrebbe asportare, quindi ci troviamo ad acqua che sta delle fogne e questo non è assolutamente accettabile. Abbiamo in serbo di fare dei lavori a breve, però questo teniamo presente che da sempre è un territorio praticamente che soffre di una criticità idraulica e ci stiamo dando da fare. Nelle prossime ore sono previste forti piogge ancora, il Comune è preparato? Sì, noi siamo preparati, ho investito diversi soldi nelle manutenzioni e nelle attrezzature della protezione civile, so che domani sera saremo più o meno nelle stesse condizioni, abbiamo avuto l'esperienza di ieri sera, speriamo che non debba fare un'altra ordinanza di chiusura delle scuole come è successo per oggi. E che Dio ce la mandi buona.